Pulizia delle spiagge domenica a San Leone nel litorale che va dal blowout in avanti. L'iniziativa è stata resa possibile grazie ai volontari dell'associazione Team Spiagge Pulite, Amagrigento, Greenfield Italia, Giovani per l'Ambiente, che hanno raccolto tantissimi rifiuti abbandonati da cittadini incivili e facendo ammenda anche all'amministrazione comunale agrigentina che nelle spiagge non esistono i cestini dove si possono conferirli. L'iniziativa ha visto la partecipazione di tantissimi giovani e ha dato anche il suo contributo fattivo l'onorevole Michele Sodano del Movimento 5 Stelle, che appena tornato da Roma ha voluto partecipare alla raccolta dei rifiuti. Non sono qui in veste di politico, ma in veste di cittadino che tiene allo sviluppo della propria terra e alla pulizia dell'ambiente. Devo dare una brutta notizia: la situazione è disastrosa perché non essendoci cestini in nessuna parte della spiaggia, la gente viene qua e si sente quasi autorizzata a lasciare i propri rifiuti nelle proprie bottiglie di plastica, di birra. Allora, se noi vogliamo parlare di sviluppo, di benessere, ma se vogliamo anche pensare alla salute dei nostri mari, dei nostri fondali, è chiaro che ad Agrigento bisogna aprire con una nuova fase di politica ambientale. L'ambiente è una priorità perché dall'ambiente dipende la qualità della vita dei cittadini. Allora, noi oggi siamo qua e stiamo dando una punita incredibile, ci sono 50 ragazzi, io sono emozionato per la presenza così massiccia di oggi, ma questo non è il nostro compito. L'amministrazione comincia a lavorare, Firetto comincia a lavorare, perché Agrigento si merita delle spiagge da bandierina blu e non delle discariche che troviamo nelle spiagge ma anche su tutta la città. L'ambiente è una priorità e chi si vuole candidare a fare politica non può tergiversare su questo argomento, quindi bene le associazioni che fanno quello che l'amministrazione non fa, però noi più di sensibilizzare la gente non possiamo fare. Adesso tocca il vero lavoro dell'amministrazione. Questo ruolo alle prossime elezioni ad Agrigento? Passiamo di pala in frasca, ma chiaramente stiamo cercando di attivare una sensibilità cittadina, perché vogliamo gente normale come me, che prima facevo un manager in un'azienda e ho svestito quei panni per fare il politico e per rappresentare i miei cittadini. Voglio che succeda la stessa cosa anche ad Agrigento, perché non c'è niente di più bello e la gratitudine che ti arriva dalla comunità quando agisci per loro è immensa. E dobbiamo assolutamente mettere da parte quella politica fatta da gente che da 30 anni sta nei soliti posti e si è fatto semplicemente gli affaracci propri. Qua bisogna avere una nuova politica con visione del futuro, sviluppo, creare lavoro, creare bellezza, spendere bene i soldi, e questo lo può fare semplicemente una nuova classe politica. Quindi questo forse può essere un invito alla cittadinanza a contattarci, a fare politica attiva, con il Movimento 5 Stelle e con qualsiasi altro partito, perché io voglio andare oltre le bandiere, io voglio nuova gente che faccia politica.